Sono passati 49 anni dal 6 maggio del 1976, quando il Friuli fu colpito da una tragedia che ha segnato profondamente la storia e l'anima della nostra regione. Il terremoto, l'Orcolata, arrivò improvviso e violento, spezzando vite, distruggendo case, scuole, chiese, fabbriche, radendo al suolo interi paesi. Fu un dolore collettivo, un trauma che ha lasciato ferite profonde nella nostra comunità. Ma il Friuli non si è arreso e non ha delegato il proprio destino. Si è rialzato con fierezza e determinazione, ricostruendo dalle macerie con il lavoro, la solidarietà, l'orgoglio della propria gente. È da quella prova durissima che è nata una nuova consapevolezza, una nuova identità, quella di un popolo capace di reagire all'avversità con unità, responsabilità e una forza straordinaria che è diventata un esempio nazionale. Il terremoto ci ha messo alla prova, ma non ci ha piegati. Ha fatto emergere la parte più autentica del Friuli, la sua resilienza, la sua dignità, la sua forza. Oggi più che mai, in un mondo che continua ad affrontare le emergenze e le trasformazioni, quell'esempio ci guida e ci ispira. È il nostro patrimonio morale da custodire e da trasmettere alle nuove generazioni.